Nei giorni che precedono l'inizio delle scuole, il trasporto pubblico resta il tema centrale di discussione delle istituzioni. Ieri l'assessore regionale ai trasporti e vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, ha avviato una serie di incontri con le province con l'obiettivo di affrontare nel dettaglio le specificità di ogni bacino territoriale per poi individuare le migliori soluzioni da promuovere a livello locale e nazionale. Il primo incontro proprio a Padova, a Palazzo Moroni, con il sindaco e presidente della provincia Sergio Giordani e i vertici di Bussitalia, l'azienda che da tempo affronta grossi problemi di carenza di personale che mettono in difficoltà la gestione delle corse e il calo degli utenti. Si tratta di incontri di approfondimento tecnico con le aziende di trasporto del ferro, della gomma e dell'acqua, ha spiegato la De Berti a margine del vertice di Palazzo Moroni. Sulla base degli esiti di questi incontri sarà studiato un pacchetto di proposte di intervento a sostegno del settore.